Devi vederlo nella ripresa. Ma adesso riprendete, tra poco riprendete. No, ma quella scena non la facciamo. Ah, è peccato, e quello lo vedrò adesso come si faranno i primi. E lui che ruolo gioca? Uno dei... Lui? No, lui è un amico che ci sta accompagnando. È una persona che era in chiesa in quel momento. Ma ci sta accompagnando e non è facile, no? Perché lo condanna con dolcezza, no? Ma bighere. Qual è stata la frase più bella che hai pronunciato nel film? Più bella da pronunciare nel tuo ruolo? Cioè nel ruolo del castigatore finale, com'era la frase? Uno che apre il libro e legge la profezia del fatto che Gesù sarebbe venuto e quindi è venuto E come hanno recitato? Tu che hai seguito, che hai recitato con loro, cioè quelli che diversamente magari da te o da Mario Medas, da qualcun altro che ha recitato, quelli che hanno recitato la prima volta, l'hanno fatto con partecipazione? No? Partecipazione sicuramente, però c'è il problema dell'espressione dell'espressione che non riesce che non è sempre la battuta giusta, la vicinato, questo è normale, è una scelta, perché l'attore le puoi pretendere. Tu me la devi dire così perché sei attore, no? Sei attore, certo. Se sei attore me la narra e pretendo, se no non me la pretendo, glielo puoi dire, glielo puoi per favore. Non c'è senso manco del pudore. No. Guarda, che ho messo una